Uno degli aspetti maggiormente enfatizzati da Carlo Venna è proprio l'importanza del legame della RAI con il territorio, attraverso le sedi regionali. Siamo tornati dunque da Maria Breseli per approfondire appunto in che modo la RAI assolve la sua funzione pubblica tutelando le minoranze, nella fattispecie quella slovena in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo detto che il contratto di servizio che la RAI firma con il Ministero dello Sviluppo Economico è quello che determina quale deve essere l'offerta della RAI per fare pubblico servizio, e all'articolo 17 c'è scritto che la RAI fa pubblico servizio per le culture locali e specificamente in questo articolo parla delle minoranze linguistiche. La RAI può fare, anzi fa con il Comitato per l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri un'apposita convenzione che determina poi quello che sarà l'offerta che la RAI fa per queste minoranze. Se parliamo specificatamente della minoranza slovena nel Friuli Venezia Giulia, in questa convenzione sono descritti sia il numero di ore che la RAI è tenuta a fare in lingua slovena di radio, in lingua slovena anche di televisione, e per ragioni storiche ci sono anche le ore di radio in lingua italiana che la RAI è tenuta a fare grazie a questa convenzione. Adesso cosa è successo? Questa convenzione ha durata triennale ed ogni anno c'è la facoltà della Presidenza del Consiglio dei Ministri di determinare la quantità finanziaria, cioè il finanziamento di questa convenzione, anche se la convenzione, già nella convenzione c'è scritto quanti soldi, chiamiamoli così, saranno destinati per fare questo servizio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva ogni anno di determinare quanti veramente saranno i finanziamenti. E l'anno scorso, ad ottobre, l'allora sottosegretario con delega all'editoria Buonaiuti ha detto che a causa della grave crisi finanziaria che c'è in Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è vista, cioè deve diminuire questo finanziamento, e aveva parlato del 50%, cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri avrebbe destinato a queste convenzioni il 50% di quelli che erano i finanziamenti fino a quel giorno. E da qui è nato uno dei problemi che in questo momento ancora ci preoccupano di più, perché è ovvio che tagliare il finanziamento del 50% vuol dire diminuire di molto questa offerta. Bisogna dire che c'è stata una presa di posizione di tutti i sindacati, sia dei giornalisti che degli impiegati operai pubblici, cioè dei due grandi contratti dei quali fanno parte i dipendenti della RAI. C'è stata una presa di posizione anche della stessa RAI rispetto a questo, e per cui a un certo punto sono cominciati degli incontri nei quali un po' si è arrivato a uno stato di ibernazione della faccenda, cioè per 2 mesi, per gennaio e febbraio, ancora la RAI non diminuirà questa offerta, e si vede, stanno continuando le trattative. È ovvio che in questa trattativa si sia inserita anche la politica, ed è proprio di questi giorni una presa di posizione del Presidente della nostra Regione Tondo in favore di questa convenzione. E più o meno le stesse cose sono state fatte anche dai Presidenti delle 2 province autonome, anzi della provincia autonoma di Bolzano e della Regione Aosta, per le convenzioni che competono a loro. Chiunque volesse aderire all'iniziativa può andare su www.riprendiamocilarai.it e sottoscrivere il manifesto a difesa del servizio pubblico radio-televisivo. È importante che ogni cittadino comprenda il valore di un'informazione indipendente, slegata dall'interesse dei singoli partiti. Nella clip conclusiva vediamo un estratto della testimonianza di alcune personalità autorevoli raccolte dal Consiglio di redazione di Venezia e proiettate in apertura dell'incontro tenutosi alla Fenice.
E non dovrebbe più esserci chi tenta di bloccare l'informazione. Non tutto sia soggetto al micidiale meccanismo delle quantità di audience e dell'aspetto, come dire, più tipicamente commerciale. Sogno di riaprire il televisore di fronte a notizie e informazioni di cui poter aver fiducia. Tutti in silenzio, mandate in onda lo schermo nero, mandate nelle edicole i giornali bianchi, non stampati. Personalmente credo che la televisione sia un mezzo pubblico da cui ricordarsi di scendere prima del capolinea. È molto importante l'informazione televisiva. E dunque vale la pena di approfittarne, no? Perché passa qualcosa, no? Passa un messaggio. Grazie.